si aspettava un inizio così da parte del suo Savona? Ma un inizio dal punto di vista della prestazione, della voglia, dello spirito sicuramente, dal punto di vista del risultato sicuramente la Pro Patria era favorita per la partita di oggi. È andata bene, abbiamo fatto un grossissimo risultato perché secondo me vincere qua a Busto è un'impresa e saranno in pochi a vincere contro questa squadra, quindi sicuramente dobbiamo essere contenti per questo. Ci mancano 35-36 punti alla salvezza, quindi iniziamo a ragionarla già così bene. Comunque 11 contro 10 andava gestita un po' meglio, non mi è piaciuto nulla l'ultimi quarto d'ora, 20 minuti dove potevamo fare. Sicuramente potevamo trovare delle soluzioni migliori, invece tutti che tiravano in porta, quindi adesso con Mattu da martedì li iniziamo già a riprendere un po' perché bisogna essere più determinati, perché soprattutto contro una squadra, contro una Coppa come la Pro Patria, ma con chiunque non bisogna mai abbassare la guardia, perché se poi avessero fatto il 2-1 perché un'occasione l'hanno avuta molto limpida, la partita poteva ricambiare. Domenica prossima sarà di nuovo campionato, sarà di nuovo una partita durissima contro il Casale. Sì, durissima contro il Casale che ha fatto una grande Coppa Italia, è una squadra che ha giocatori molto molto importanti, sarà durissima, però noi siamo già con la testa da martedì a preparare la partita in positivo. Abbiamo fatto un ritiro sicuramente molto positivo, quindi come non mai pensavo che le prestazioni sarebbero state positive. Devo dire la verità, a livello di punteggi sono sorpreso anch'io in positivo perché anche la Coppa Italia dove siamo andati con 8 giocatori differenti dagli 11 di domenica con l'Alessandria e oggi dopo 2 partite, questa è la terza in una settimana, stare così bene è sicuramente importante, però non dobbiamo assolutamente né montarci la testa né pensare di aver fatto qualcosa perché sennò sarebbe l'errore più grande.